questo sportivo c'è la foto famosa di Coppi e Bartali che si scambiano la borraccia e qui chissà se riesce a prendere la Marco, lo scambio del bicchiere, bene, molto bello. Romano e Gianni, un saluto. Saluti a Romano e Gianni. Alberto Felloni invece quest'anno è arrivato terzo a San Giorgio, terzo a Ponte dello Scuro, terzo a Mesolo, secondo a Quartesana, secondo a Montesanto, ha vinto la gara di Desolano, ha vinto domenica scorsa a Copparo. E adesso ci fermeremo per riuscire a prendere più atleti possibile per seguire la gara femminile. Ma abbiamo 2,44 e qualcosa, quindi loro 1,10 858 quello con la maglia rossa. 858 è il quinto concorrente e vediamo chi è. È transitato invece John Vaida. Hai detto 900, che numero hai detto? 858 quello con la maglia rossa. La coppia che sta salendo in questo momento la strada arginale che riporta al secondo giro. Riccardo Ceccato è passato Wispa per la Salcus. Bravo Riccardo. Riccardo Ceccato, pettorale numero 800. 975, uno degli ultimi iscritti. 975 che sta transitando, è iscritto questa mattina. Forza, complimenti. Bianchi Roberto, Ave San Felice. Forza. Grazie. Dritto. Non è la Zarzanello questa? Sì, Però ha fuori gara. fatto 6 È la Zarzanello. Ah, mi sembrava lei. Era terza l'anno scorso, mi sembra terza. 916 sta transitando in questo momento. Bravi. E Ferroni Dario. 917 subito dietro Nadale Michele Dadali, atleta veronese. Paolo Trovò. Dai Stefano, bravissimo. Stefano Correggioli, 751, Dai, 851 invece, Giovanni Bressan. Fra poco il passaggio di Giovanna Ricotta che comanda la gara femminile. Bravissimo, forza. 980, anche questo atleta è iscritto questa mattina, e Dennis Rossin della Salcus. E questi italonessi 762, anche lui Salcus. Forza Italo. Eccoci la Giovanna. Eccola in fondo, Ricotta, Giovanna Ricotta, vincitrice dell'edizione dell'anno scorso e non solo. Giovanna Ricotta, Asi Veneto, pettorale 715, Brava Giovanna. bravissima, sorridente, senza problemi per lei, distacco decisamente alto da Romina Fiorini che almeno al primo giro transitava seconda. Marcello Colombari che rientro nelle mezze però. Marcello Colombari è stato fermo per moltissimo tempo. E dietro abbiamo la seconda donna mi sembra, Paola Scalabrini. Dietro Paolo Scalabrini, benemerito, atleta di Ciao casa, Marcello. con il pettorale 707. Fatemi l'antidoping dopo, bravo. Ciao. Occhio ragazzi. Oh scusa. Ciao. Va bene che mi esce sempre. Ma scusa, ma Samu si è fermato? No, oggi lui fa. Va. Va su piano. Va sul secondo giro tira. È citato anche il pettorale numero 910. Adesso arriverà, dai. Pensavo provare. Enrico Neodo. Forza, bravissimo, bravo Enrico. Adesso vedrai che arriva, ha fatto il primo a 4, il primo giro andava via a 4 a 1 chilometro. Giovanna Ricotta ha vinto le ultime 2 edizioni e ha vinto anche nel 2000.
tira, segna. Il numero di vittorie Bressanno 814, Camanzi, dovrebbe essere Camanzi, o un Sosio, io confondo sempre. Fra poco l'arrivo anche di Romina Fiorini, seconda la gara femminile. Tempo previsto intorno a 1 ora e 10 per concludere la corsa. Tutto a posto? Allora Mosè, vieni che facciamo un briefing. No, primo. Vieni, dai. In questo gruppo si riconoscono Gargioni e poi vediamo un po' Stabellini, Samuele Fabbri, Carlo Felloni, il ritorno, eccolo qua, Romina Fiorini 764, seconda anche l'anno scorso e avviata sicuramente alla seconda posizione anche quest'anno saldamente. Il record. Guardiamo il tempo, perché devi considerare che ci dobbiamo portare. Te l'ha messo là? Considera dove vogliamo spostarci dopo da qua, il tempo. L'arrivo è intorno a 1:10. Abbiamo mezz'ora ancora più. 36 e 9, 45. Quindi 25 minuti. No, devi guardare tu come, non so io di preciso. No, andiamo a prendere là. Sì, ok. Come gestire, aspettiamo un altro po'. Esatto. Ok. Volevo aspettare la terza donna? Sì, giusto. Eccola qua. Abbiamo appena parlato della terza concorrente femminile ed è là in fondo. Ed è Emanuela Cremonini della Vittoria Sant'Agata. Loreno Marangoni della Salcus. E poi Nanetti 899. Grande Loreno. Filippo Bombonati, pettorale 858, siamo intorno a metà gara. Bravi, bravissimi, bravi. 844. Marchesi Fabio. Tanto prima è mezza rappresentante. Sì, infatti. Non so se sono di 748. Ah però si migliora qui, complimenti, bravissimo. Di Pasquale Gianluca della Putinati. Ecco due, c'è due famiglie qua, questo ci dobbiamo stare. Daniele Riccardo. Chi è? Daniele Chieregato e Riccardo Garbo. Daniele Chieregato e Riccardo Gabbo. E Jimmy Visentini. Jimmy Visentini, tutti atleti Salcus. Forza ragazzi! Forza! Vai piano, tienti per Forza, la fine ragazzi. che c'è tuo nonno lì dietro! Forza! È dura forza. questa salita, non è ripida ma dà sicuramente fastidio a metà gara. In fondo Alessandro Grandini Bravissimi, che è tornato a bravissimi. correre dopo parecchio tempo in cui Bravo, scattava Paolo. 837. Dai Alessandro, bravissimo! Possiamo andare? Sì, sono transitate 3 concorrenti femminili, non sappiamo chi sia la quarta, potrebbe essere Moira Campagnaro. No, c'è la Chiara Damiani qua, no? Non l'ho vista? C'era Chiara Damiani? Sì, eccola qua, non l'avevo vista Chiara Damiani, anche lei al ritorno alla corsa dopo la pausa estiva, praticamente l'abbiamo vista quest'inverno nelle campestri solamente, Chiara Damiani. Tra poco ci riporteremo sulla testa della corsa. 731 dovrebbe essere Moira Campagnaro, sesta l'anno scorso, guadagna quindi una posizione, Salvador errato sesta l'anno scorso. E adesso risaliamo. C'è il record di vittorie femminili spetta a Cristina Martinelli, che fra l'altro l'ho letta anche in gara, non corre più a livelli altissimi, l'ho visto, sì, Cristina Martinelli ha vinto 7 volte questa manifestazione nell'85, nell'87, poi vediamo pieno il suo nome, nel 91, nel 92, nel 94, 95, 96. Gara femminile invece il numero di vittorie aspetta, come detto, a Massimo Tocchio, che l'ha vinta di fila dal 2003 al 2008 e secondo l'anno scorso. Roberto Orlandin, arrivato prima in categoria, ad esempio l'anno scorso al campionato nella categoria M65, eccola qua, Chiara Damiani, 987 quarta.